A raccontarvi di sport, a raccontarvi di sacrificio e dell'esperienza che ha accompagnato in questi 6 anni Fabio Poddighe, per 4 volte campione italiano di pentathlon moderno. Abbiamo sentito le sue impressioni e noi di Canale 12 seguiremo l'evolvere della carriera di questo grande ragazzo di Sardegna. Il tuo mentore si chiama Ilario Ierace, è una persona di quelle che ha creduto in primis nell'uomo prima che nell'atleta. Devo ringraziare Ilario che ha creduto in me in questo sport, ha visto che si poteva creare qualcosa di interessante e questi 4 titoli italiani assoluti in 5 anni di attività agonistica sono molto importanti. Un bel segnale, soprattutto poi l'oro che è arrivato con la nazionale qualche settimana fa. Adesso stai concludendo questa stagione, però con la mente rivolta già alla prossima. Porterò ancora un po' avanti la preparazione e poi un po' di vacanza per riniziare a settembre per i prossimi 4 anni. L'unico neo, e questo lo dico io a margine perché lui non ne parla nemmeno, è il fatto della tua non partecipazione ai Giochi di Rio. Questo ci dispiace molto perché in effetti se vai a guardare sulla carta 4 campionati assoluti nazionali di fila non sono bastati. 4 titoli italiani che purtroppo non servono per una graduatoria a livello internazionale come per le Olimpiadi. Quest'anno purtroppo è andato un po' così così le gare internazionali, partiti male per una penalizzazione sulla pistola per un cambio regolamento e poi gare sempre inseguire che hanno portato a uno stress, a un rincorrere la prestazione che poi non c'è stata. Peccato perché quest'ultima gara non faceva parte per il ranking olimpico, perché sennò con un 5° posto sarei sicuramente andato. Fabio Poddighe, in bocca al lupo, grazie per quello che stai facendo per lo sport e soprattutto sii sempre te stesso, perché poi alla fine magari la prossima volta parliamo di altre cose, anche perché ormai manca solo la ciliegina sulla torta. Sì, infatti dobbiamo solo mettere questa ciliegina. Grazie a te e grazie a tutti. Stay tuned.